Grazie Panto per il tuo contributo. Bene, allora si deve perseguire l'indipendenza, tanti popoli indipendenti per essere più uniti in Europa. Questa è la sintesi che ci ha lasciato tra le altre Panto. E i terroristi, sì. 22 terroristi in Veneto, che non ce ne saranno neanche in tutto il Medio Oriente, 22 terroristi. Comunque torniamo al motivo per cui siamo qui. Il passaggio è su Veneto Sì. Veneto Sì dovrà immischiarsi nella politica italiana, dovrà occupare degli spazi altrimenti occupabili dai professionisti dell'indipendentismo. Gente che parla di indipendenza e poi magari a Padova si allea con Alfano, Ministero dell'Interno. E quindi Veneto Sì oggi è qui perché? Perché ha candidato un grande uomo, Panto ne ha parlato, e ora dovremo far leggere ad Anna Dudrigon, la lettrice che ha letto la proclamazione di dipendenza il 21 marzo, quando è iniziata la primavera veneta, e ci leggerà i candidati al Consiglio Comunale di Zero Branco. Prego, cara. E intanto buonasera a tutti, io volevo chiedere se potete, candidati della lista, fare una staffetta fino a qua così vi vedono. Venite un attimo qua se riuscite. Io ci tenevo a fare proprio due parole introduttive perché oltre che a veneta, oltre che trevigiana, sono anche zerottina. Io lavoro in questa piazza, sono di questo paese da quando ho 4 giorni, quando ti fanno tornare a casa dall'ospedale. Vivo da sempre qua a Zero Branco e lavoro in un'agenzia immobiliare. E sono abituata a vedere gli zerottini che vengono nella mia agenzia tutti i giorni a dirmi che non riescono più a pagare l'affitto, a dirmi che non riescono a farsi il mutuo, a dirmi che non hanno futuro. Questa è la mia risposta. Abbiamo deciso di fare la lista 10 giorni prima che si chiudessero le candidature, quindi siamo orgogliosissimi. Sono forse più emozionata di Treviso quando ho letto i risultati, perché parlare in casa è più difficile. Comunque io sono Anna Durigon, la prima delle 3 figlie di Ciso, e eccoli qua i miei ragazzi, ok? Ve li presento, leggo qua non perché non so i nomi ma perché ve li dico precisi in ordine alfabetico. Allora, lui è Caldato Federico, il nostro geometra, 33 anni, poi abbiamo Callegaro Luigino, un artigiano, 51 anni, la Deborah, dove sei? Deborah Del Pozzo, 26 anni, imprenditrice, poi ci sono io, vi ho già raccontato. Galvagno Marco, eccolo qua, 51 anni, un tecnico di computer. Marco! Dov'è le rime, Emiliano? Eccolo qua, Emiliano, le rime, 62 anni, artigiano. Marchi Maurizio, 60 anni, decoratore. Poi abbiamo Pancera Damiano, che è un ragazzo anche lui di Zero Branco, che però si è trasferito all'estero a Miami, o meglio è giù per qualche giorno, però le sue prospettive sono queste. Abbiamo voluto per forza metterlo in lista a tutti i costi per avere un rappresentante del disastro che stanno vivendo i veneti, di zerottini in particolare, e che stanno scappando da qua, e quindi ci ritroveremo una piazza completamente vuota se non decidiamo di cambiare le cose. Peron Diego, dove sei? Non c'è? Peron Diego non ha vinto la staffetta, squalificato. Puppato Eleonora, 22 anni, si sta laureando in scienze dell'educazione. Salviato Enrica, 52 anni, una commerciante, anche lei lavora qua in piazza. Tagnin Cinzia, 42 anni, eccola qua la Cinzia impiegata, beh, la conoscete. La Vidali Rosanna, che è la moglie di Cristiano Zanin, che però ha i bimbi malati a casa. Delveli Sonia, eccola il nostro avvocato. E Zorzio Tello, 67 anni, che ha detto che aveva bisogno di una vacanza perché sennò aveva troppa pressione. E vabbè, io passo la parola a mio papà, penso, anzi a Mario. Grazie tesoro. Grazie ai consiglieri. Bene, adesso è il momento del sindaco. Abbiamo sentito parlare Panto di lui, adesso sentiremo dalla sua voce le motivazioni per cui ha portato a questa avventura, nell'avventura di rappresentare Veneto Sì qui a casa sua. Prego, prego. Grazie.
Allora, ringrazio senz'altro questa magnifica lista che ha voluto darmi la fiducia, che ha voluto seguirmi, che ha voluto in qualche maniera soffrire con me, perché vi dico che è una cosa importante quello che stiamo facendo. Prima di dire due parole vi chiedo una cosa: possiamo fare veramente un minuto di silenzio per quello che è successo ieri, oggi abbiamo letto sui giornali? Grazie. Grazie ancora. Questo applauso va ai nostri eroi. Abbiamo gli imprenditori che sono a questo punto assolutamente degli eroi, non ci sono altri termini per definirli, perché guardate che al giorno d'oggi stare in piedi è veramente una cosa impressionante. Oggi pomeriggio sono andato a parlare con un rappresentante degli artigiani, perché il 22 volevamo fare una riunione con il fiscalista eccetera per spiegare quali potrebbero essere le motivazioni e le possibilità eccetera, e lui mi diceva veramente che è una cosa indescrivibile, cioè le persone stanno facendo il mutuo per pagare le tasse, stanno rateizzando il pagamento delle tasse, è una cosa che ormai non se ne può più, quindi veramente un applauso a questi eroi che continuano a esserci. Allora, l'altra sera abbiamo fatto un incontro con i candidati sindaci, i miei competitors, eravamo seduti a schiera così e c'era sto confronto eccetera. Diciamo questo, perché candidarsi con Veneto Sì a Zero Branco? Beh, la risposta è assolutamente semplice, è assolutamente naturale, cioè candidarsi con una delle altre liste sostanzialmente equivale a candidarsi allo Stato italiano, con lo Stato italiano, nel senso che sono sovrapponibili. Che senso ha candidarsi con centrodestra piuttosto che col centrosinistra? Che senso ha? Cioè, qual è la proposta risolutiva? Qual è la proposta che ci possono portare per risolvere i problemi dei cittadini? Veramente nel confronto qualcuno di loro ha tentato di abbozzare delle promesse, ma faremo la pista ciclabile piuttosto che eccetera. Che balle. Se un secondo prima si sono lagnati che non hanno un euro, tutti quanti all'unisono hanno detto sì, effettivamente non ci sono soldi, non c'è un euro, ma allora non riesco a capire, cioè, mi fai la promessa di lavori, di asfaltare la strada, di fare il marciapiede e dopo mi dici che non ci sono soldi, ma è un controsenso, no? Però il discorso quindi è chiaro che è una bufala, però di fatto loro si chiudono su questo, cioè iniziano da qua e finiscono qua, punto. Perché? Perché non hanno una prospettiva, non hanno niente che possa dare loro prospettiva, che possa dare futuro. Non hanno un progetto, che è il progetto invece di Veneto Sì, che è l'indipendenza del Veneto, la quale indipendenza, abbiamo fatto i conti insieme alla riunione, lascerà ai cittadini del Veneto una stupidaggine, circa 25-30 milioni di euro all'anno, ok? 25-30 milioni di euro all'anno, ok, per Zero Branco, stiamo parlando di Zero Branco. Scusa, mi hanno detto che ho detto bene. Guarda che a te tende. No, per Zero Branco ovviamente adesso sto cercando di calare il ruolo del sindaco come Veneto Sì, quali sono le prospettive con il nostro progetto ovviamente, no? Quindi Zero Branco risolverebbe, e quindi i zerotini, perché poi alla fine mi dicevano ma sì, ma tu parli del progetto, perché io naturalmente inserivo tutto il nostro intervento nell'ambito del Veneto, perché si inserisce nel progetto generale, no? Però poi calato nel territorio che io dovrei eventualmente rappresentare, questi sono i risultati, sono dei risultati tangibili
che hanno un riscontro immediato sostanzialmente, perché dire che a Zero Branco resterebbero 25-30 milioni di euro, cioè, è una cosa che andiamo male perfino a dirlo, nel senso che diventa una cosa quasi incredibile. Sembra che stiamo raccontando le favole, e invece basta avere una calcolatrice. Bravo. Adesso mettersi qua questa sera a fare i conti magari diventa un po' laborioso e anche noioso, no? Ma io vi invito, io qua all'ufficio in piazza, chi avesse voglia di venirmi a trovare, io sono disposto, perdo tutte le ore del giorno e della notte a spiegare anche a ognuno di voi come Zero Branco avrebbe questi, come fa Zero Branco a usufruire di questi fondi. È pura matematica, che adesso comunque lasciamo perdere, ma comunque c'è questa la possibilità, quindi li faremo anche insieme i conti, non so, se avete voglia, tranquillamente. E poi per il cittadino, allora questo è quello che la politica di Zero Branco, cioè l'amministrazione di Zero Branco potrebbe gestire, ma il cittadino, che risultati, che ricadute avrebbe il cittadino? Parliamo naturalmente di ricadute pratiche. Allora, quello che è certo sostanzialmente, con i soldi che rimarrebbero a disposizione, pur tagliando le tasse del 50%, quindi noi stiamo parlando di tassare intorno al 20-25%, cioè vogliamo rapportarci a quello che è la tassazione austriaca, perché altrimenti non riusciamo più a vendere all'estero, perché se non siamo competitivi evidentemente non vendiamo più. Quindi, oltre ad avere la tassazione al 50% rispetto a oggi, lo stipendio che adesso potrebbe essere intorno a 1.100 circa, andrebbe sicuramente a 1.700, mentre per il datore di lavoro quell'operaio costerebbe 2.300 al posto dei 2.600-2.700 attuali. Quindi capite immediatamente che c'è la possibilità di essere competitivi, perché il costo del lavoro sarebbe inferiore, ma c'è l'immediata possibilità che il mercato interno sostenga molto di più quello che è il prodotto delle imprese. Perché? Perché c'è una possibilità di spesa che aumenta notevolmente. Quindi capite che il fatto, perché non capivano, io avevo sti 4 minuti maledetti che non mi permettevano di spiegare bene tutta la cosa, no? E loro dicono, ma sì, ma per Zero Branco cosa c'entra il Veneto, cosa c'entra il discorso dell'indipendenza del popolo veneto? Ma come si fanno? Cioè, probabilmente io do per scontato delle cose che evidentemente non sono così scontate, ma deve essere sicuramente così. Quindi io sono anche disposto a dirlo, voglio dire, facciamo un passo indietro, ma ci spieghiamo bene, abbiamo le nostre motivazioni. Sapete che con l'indipendenza del Veneto la nostra vita sarà rivoluzionata a dir poco, e sarà talmente rivoluzionata che diventa quasi, come dicevo prima, incredibile. La gente, quando glielo spiego, perché non passa giorno ovviamente, soprattutto adesso che c'è la competizione, che mi chiedono ma cosa, ma come, eccetera, no? E non ce n'è uno che mi guarda con gli occhi sgranati e dice, ma va, ma ti sei io contarmi stupidaggini. Signori, chi me frega 70 miliardi di euro all'anno. Abbiamo fatto il conto, per chi non capisce la lingua veneta, ci sono anche altre persone, quindi preferisco parlare l'italiano, scusami, ma eventualmente. Abbiamo fatto il conto che negli ultimi 40-50 anni, ascoltatemi bene, Zero Branco ci ha rimesso 1 miliardo di euro che ha lasciato agli italiani. Sapete quant'è 1 miliardo di euro per un paese come Zero Branco? Ma sapete cosa si potrebbe... Cioè, è una cosa, è veramente, è così. Rimango anch'io basito, rimango anch'io quasi incredulo, quindi capisco quando spiego a qualcuno queste cose, diventa quasi difficile, no? Per non dire impossibile, magari per quelli che sono un po', come dire, assenti da questi ragionamenti, ok? Però è così. La matematica non è un'opinione, quindi
il fatto che il candidato sindaco aderisca profondamente e coscientemente, a pieno e senza tentennamenti a quello che è il progetto dell'indipendenza del Veneto, su basi democratiche, pacifiche e legali, ok? Si inserisce perfettamente su quello che è poi la vita di tutti i giorni dei zerottini. Non c'è alcuna contraddizione dire aderiamo e cerchiamo di compiere, perché l'indipendenza del Veneto l'abbiamo dichiarata il 21 di marzo, quindi non c'è nessun motivo per cui dire questo significa non fare il bene dei cittadini di Zero Branco. Non c'è nessuno scollegamento, è esattamente il contrario. Gli sindaci che adesso si nascondono dietro a queste liste civiche che sono tanto di moda, no? In realtà comunque hanno i partiti, cioè comunque sono partiti, loro non hanno prospettiva e non danno prospettiva ai cittadini, assolutamente. Ecco, quindi su questo siamo fermi, su questo non faremo alcun tentennamento. La competizione, vi garantisco, è dura. Ho un solo rammarico: chi ha letto il nostro programma ci ha fatto i complimenti. È un programma di spessore, un programma maturato, un programma al quale si crede profondamente. C'è un solo rammarico, dicevo: ci vuole un punto nel programma, ci vuole un punto con il titolo consapevolezza. Questa è una cosa che subito faremo nell'ambito del Consiglio Comunale. Io in questi anni ho parlato con i vari assessori, anche col sindaco, no? Non sanno un cavolo. Qualcuno degli assessori mi dice addirittura che il Veneto senza l'Italia sarebbe finito, perché è l'Italia che dà soldi al Veneto. Immigrati. E questo sì, è incredibile in effetti, no? Immigrati! Sì, ok. Ecco, ok. No, l'ultimo in ordine di tempo, tralascio le penose affermazioni, no, negli anni, ma l'ultimo, l'altro ieri, diceva sotto le mie finestre, ok, e io ero là che stavo telefonando, quindi lo sentivo, stava parlando con le altre persone, diceva: ma sa perda questi, dice matti, dove che andiamo con questa roba? Dopo ho ripreso, ma come te dici che siamo matti? Sì, perché voi volete andarvene, però volete andarvene senza pagare il debito. Oh, Ciccio, calma un attimo, che debito abbiamo fatto noi? Il Veneto non ha fatto un euro di debito dall'unità d'Italia a oggi, non c'è un euro che si debba imputare, che si possa imputare al Veneto. Quindi noi non abbiamo, semmai, come dicevo prima, possiamo chiedere come Zero Branco che ci restituiscano 1 miliardo di euro che ci hanno fregati tutti questi anni. Che debito? La consapevolezza, chi governa anche i comuni deve essere consapevole di queste cose. La consapevolezza è la cosa più importante. E quindi sul nostro programma dicevo che io reputo veramente un buon programma. Un programma anche di rottura, ok? Non sto qua a dilungarmi perché penso che ci sia stata, da chi ha avuto voglia, la possibilità di leggerlo, eccetera. Però da quel programma ci manca la parola consapevolezza e sarà la prima cosa che si proporrà a tutto il Consiglio Comunale, ok? Assieme al cambio dello statuto, perché bisogna permettere al cittadino di intervenire e di partecipare alla vita politica. Grazie e ci sentiamo. Vieni qua. La consapevolezza. Questo è il grande regalo che Veneto si sta facendo a Zero Branco. Gli sta proponendo un servo, un alfiere della Repubblica Veneta al posto di qualche servo di partito italiano. E la consapevolezza a cui lui stava facendo riferimento in una parola si chiama colonia. Noi dobbiamo essere consapevoli
che da sempre noi siamo stati colonia italiana, non Italia.